Genesi capitolo 38. E figli Giuda. Rinda a chiglione Giuda si spartetta tutte i frati suoi e fissai mora suoi rinda casa e nome Adulam, che si chiamava Chira. Ca Giuda verette una figlia in un cananei, che si chiamava Sua. Sabbia per moglie e sonetta insieme con questa. Questa romanetta prende e sgravai un figlio, come mettette il nome Poi sgravai una tua figlia e o mettette il nome Onan. Romanetta prende una volta e sgravai ancora una tua figlia, che chiamai Sela. Questa si trovava a Zip quando sgravai questa tua figlia. Giuda pigliai una moglie per figlio suo primo nato e questa si chiamava Tamar. Ma o figlio primo nato di Giuda. Si renetto chiuso innanzi all'occhio del Signore, e il Signore lo facette morire presso, e tanto Giuda ricetta Onan. A un'ista che la moglie fratata, e accomplisce questa l'obbligo che è nata, e assicura la discendenza a fratata. Onan invece sapeva che il figlio non sarebbe mai stato pensato come figlio suo, e così ogni volta che sniva che la moglie era frate, faceva cadere in terra la semente per non dare discendenza al frate suo. Ma quella che essa faceva non fu accettata innanzi al Signore, che facette morire pure a questo. E tanto Giuda ricetta a nora sua Tamar, torna a casa e patata, come una verola, insieme a quando non sarà cresciuto figlio Sela. Tamar se lavai a quella che gli veste verola, si accomugliai con un velo e se lavorai tutto attorno a essa. Poi si mettette a settare avvicinata a su Enaim, che si trovava un coppa a via che portava in da città e Timna. Questa aveva venuto casella era oramai cresciuta e che essa non era stata data a chissà per moglie. Giuda aveva retto e pensai in da capa sua che era una mala femmina, perché questa teneva tutta la faccia ravogliata in da novella. Issa si indirizzò in coppa a quella via, si accussai a questa le ricette. Lassami venire insieme con te. Non se n'era adunata che questa era un'ora sua e queste le ricette, e tu come terrai per venire insieme con me? Ti mandarraggio un carapetto e la ramienda mia, le rispondette Giuda. Perché non mi rai un'opigna insieme a quando non me l'avrai mannata le ricette? E quale opigna che deve sarà? Le rispondette. Lassami rinde in mano i sigilli tuoi, o cordoni o bastone che tiene in mano. Giuda le rette che aveva domandato e saunette con questa. Questa romanetta prena, poi sai zai e sanietta, se lo hai nata volta che lo vele e uguale e se mettette un golo nata volta che gli veste vero. Giuda mandai capretta per mezzo che l'amica sua Adulam, per sapere che l'opigno suo era in de mani che la femmina. Ma chi se non la trovare in da casa, a domanare tutto l'uomo che lo pesa. A dove sta che la mala femmina che stava in coppa a Vienna? Ma che non c'è stata mai nessuna mala femmina, le rispondette Nichista. A così tornai un'altra volta innanzi a Giuda e le ricette. Non l'ho trovata, ha spiato pure tutto l'uomo che lo pesa e loro mi hanno risposto che non c'è stata mai nessuna mala femmina. E tanto Giuda ricetta, che se tenesse pure. Che se no poteva rimessere sfregugliata a tutta la gente. Vide che l'ha giumanata questo crabettiello e tu non l'hai trovata. Dopo quasi 3 mesi fu portata a Giuda questa notizia. Tamar a nora si è mise a fare la mala femmina e mi aspetta pure un figlio e via che lo fatta che ha fatta. Giuda subito ricetta, portatela fuori a casa e ha bruciatela. Mentre che ne ha portata fuori, ma ne dicere al suocro. O via che sto aspettando, e che l'uomo che mi ha lasciato tutte queste pigne. Vire buono a chi appartiene a questo sigillo, questo cordone e questo bastone. Agnognetta. Giuda conoscette ricette. Questa è stata assai più giusta a me. Perché io non l'ho fatta sposare a figlia Mesela e non volette più a fare cucchiella. Quando arrivai per questo momento e sgravavo figlie, teneva in davanti solo 2 figlie, per mentre stava sgravando. Una che li 2 mettette fuori la mano sua e mandando a pigliare un filo rosso e mettette attorno a quella mano dicendo chissà chi che è asciutto per prima. Ma quando tirai rete la mano sua, ascetta invece primo frate suo e stessa danno ricette e tu come hai fatto a dare la pina freccia? E proprio per questo mettette il nome Perez. Poi ascetta pure chi la tua frate che teneva chi lo figlio rosso attorno alla mano e lo chiamai Zerah.